Buongiorno a tutti, grazie come sempre per partecipare alla conferenza stampa prepartita. Oggi ovviamente parliamo della gara che si terrà lunedì 21 alle 19:30 al Pala GSM Aim contro la Pallavolo Padova. Ringrazio il coach e ringrazio Giulio Magalini per la loro presenza. Ovviamente chiedo scusa ai colleghi per un po' di trambusto, ma come sapete c'è la maratona di Verona e quindi abbiamo cambiato la location della nostra conferenza stampa. Coach, io dico anche pubblicamente che da ieri tu hai un profilo Instagram, quindi benvenuto anche su Instagram, poi ci racconterai questa tua nuova esperienza social. Che però insomma ho visto in un'ora, non so, 150 follower, poi diciamo, un bel esordio. Ci presenti la gara di Padova, coach, e poi passiamo alle domande ai colleghi. Buongiorno a tutti, grazie. Gara di Padova. La squadra di Padova, buona ricezione, palleggiatore esperto e tanti giocatori interessanti, uno di quali è il nostro ex atleta Sparuch. Partita per noi molto importante dal punto di vista della classifica, ma anche dal punto di vista della consapevolezza della nostra squadra, dei nostri giocatori, del lavoro che stiamo facendo, perché se dà frutti contro il Padova vuol dire che siamo nella direzione giusta. Hanno anche una buona battuta loro. Noi abbiamo preparato la partita e abbiamo ancora 2 allenamenti per finire la preparazione bene. Cosa dobbiamo fare? Ovviamente dobbiamo, come sempre, stare molto concentrati sui nostri fondamentali e poi su studio pre-gara, quello che analizziamo e studiamo come movimenti a muro, difesa, contrattacco, da dove di passare, cosa fare. Queste cose, devo dire che la squadra nostra, nonostante che è giovane, nell'ultimo mese sto vedendo una crescita mentale, di concentrazione, di riconoscenza di diverse situazioni che stiamo allenando, quindi questa è la strada. Ovviamente siamo ancora molto lontani da quello che è un alto livello di preparazione, però gli atleti iniziano di sentire, secondo me, l'aiuto di queste cose e quando riescono di farlo anche tecnicamente alla perfezione arriveremo a essere ad alto livello. Colleghi, vi chiedo la domanda nel microfonino così. Aspetta che facciamo questo trasferimento. Buongiorno coach, innanzitutto allora, viene da dire che c'è la maratona di Verona in questi giorni ed è anche la maratona del Verona, della UITU Verona, che è una maratona fatta della ricerca della continuità, di continuare ad andare avanti, no? E quindi probabilmente proprio questa è la chiave per la partita di Padova, ossia avere quella continuità per fare il salto ancora in avanti per la WTU? La maratona di Verona mi dà fastidio perché non possiamo allenarci al palazzetto e questo è un svantaggio per noi, siamo tutta la settimana fuori. La maratona di WTU, ha ragione lei, è un processo, è un processo che dobbiamo continuare a mantenere nello stesso livello, cercando sempre di aggiungere qualcosa in più, perché lo dico sempre, ma in realtà noi abbiamo tanti giocatori come Giulio che sono a 20-21 anni, tutti hanno potenziale di loro. Per fortuna abbiamo scelto i giocatori che hanno un grande potenziale e proprio ieri o l'altro giorno abbiamo parlato con lui di cosa ci aspetta nei prossimi anni. Ci interessa però non solo il futuro, ma ci interessa molto il presente e dobbiamo essere molto concreti. Questa maratona, che diceva lei, di avere la lucidità di trasformarla come gli atleti di maratona, a pensare sempre per l'ultimo passo. Noi dobbiamo andare sempre avanti nella direzione traguardo, finale maratona, che io la vedo fra 2 anni, però è molto importante questo percorso e per questo stiamo lavorando ogni giorno, non solo dal punto di vista fisico, tecnico, ma anche mentale.
Dillo pure così. Ok. Buongiorno coach. E ogni avversario ovviamente ha le sue caratteristiche, le sue potenzialità, i suoi punti deboli. E Padova nello specifico, che tipo di squadra è, qual è il suo potenziale, le cose a cui fare più attenzione, come l'hai preparata questa sfida? Padova, come ho già detto, ricevono bene, molto bene, hanno una buona battuta, giocano spinto in posto 4 con run, usano tanto l'opposto, sono bravi anche di rischiare in alcune situazioni, ma questo lo sappiamo ancora dall'anno scorso. Giocano molto liberi e quando azzeccano la giornata che hanno 3 giocatori che sono in forma, sono veramente molto interessanti come squadra. Ovviamente anche come noi hanno alcuni giocatori giovani, non tanto esperti, quindi da questo punto di vista saremo più o meno uguali come esperienza nel campionato italiano. E noi dobbiamo essere bravi di essere più organizzati, a mantenere la lucidità e aggredirli. Sì, Padova, come lo dicevo, lo ripetiamo sempre, ogni partita fa storia a sé, ogni partita è un'incognita perché è partita benissimo, mi sembra ha vinto con Civitanova, Modena, poi nell'ultimo turno ha dato filo da torcere a Milano con il primo set perso o vinto, non mi ricordo, ai vantaggi, quindi sarà un'altra battaglia dove conteranno come sempre quegli ultimi punti, servirà quella lucidità che tu chiedi sempre nei momenti cruciali. No, Padova non solo che ha partito all'inizio stagione molto forte vincendo a Civitanova, ma ha fatto tante belle partite, quindi di sicuro siamo tutti allo stesso livello e ogni partita è una storia a sé. Io porto tanto rispetto nei confronti della squadra e delle società di Padova, perché c'è anche da dire che sono molto bene organizzati, hanno condizioni di lavoro molto buone e questo incide, e quindi noi la partita la prendiamo come una sfida molto importante e molto, molto difficile. Poi prima hai citato Asparu che sarà particolarmente motivato a fare bene contro la sua ex squadra anche per dimostrare insomma quanto vale. E non so, hai avuto occasione di sentirlo ultimamente, come lo senti, come sta, come ti aspetti che giochi? L'ho sentito la settimana scorsa, non questa, perché non è giusto prima della partita, non volevo parlare con lui prima della partita. Lui sta bene, sta molto bene, ha i percentuali anche molto buoni, ricezione in attacco, in battuta anche, migliorato in tutto praticamente. E secondo me adesso lui inizia di confermarsi un giocatore importante per la squadra di Padova. Sia all'inizio stagione si alternavano di più in 4 schiacciatori, adesso ultimamente penso che lui è riuscito di convincere l'allenatore che ha un posto nel sestetto e questo mi fa piacere. Ti chiedo l'ultima cosa, hai una squadra intercambiabile, quindi tutti titolari diciamo, però pare che tu abbia trovato un'ossatura sulla quale punti maggiormente, e è così, cioè hai trovato un po' la squadra quella su cui puntare di più e e poi ti chiederei così come scegli a volte se far giocare Cortesia oppure Mosca. No, la risposta alla prima domanda è sì, noi abbiamo una squadra senza titolari e non è vero che ho individuato 6 giocatori, assolutamente no, anzi ogni settimana è a sé, perché nel caso di Cortesia e Mosca, se Cortesia giocava all'inizio, adesso le ultime 2 partite ha giocato Mosca, questo assolutamente è frutto del lavoro della settimana e dei risultati che la squadra dà con questo o l'altro giocatore. A volte uno ha una settimana dove ha una piccola influenza o un qualche fastidio o qualcosa e l'altro lo supera molto veloce. Sapete che noi per diversi periodi abbiamo giocato con Rafael e questo componeva un altro sestetto per il numero di stranieri. Adesso le ultime partite con Luca che ci dà possibilità di variare di più, quindi no, io sono contento della squadra e di giocatori che abbiamo quest'anno e di sicuro nessuno ha un posto garantito.
sta recuperando molto veloce Mats Jensen e spero presto di averlo anche a completa disposizione per le partite. Posso chiederti, coach, se passi il microfono a Giulio? Grazie. Scusate l'inconveniente, ma appunto non essendo nella nostra sala abituale che è già microfonata, diventa... parto direttamente con voi, se volete fare domande a Giulio. Aspetta, scusami, ti chiedo il microfono così non ce lo perdiamo. Ciao Giulio, buongiorno. Mi riaggancio a quello che ho appena chiesto al coach e volevo chiederti se tu, dopo un'estate anche così importante con la maglia azzurra, stai un po' soffrendo, almeno in questo periodo, di avere un po' meno spazio magari rispetto a quello che avresti, immagino, voluto avere, oppure se ti va bene così, insomma. Innanzitutto buongiorno a tutti. Ora ti rispondo alla domanda. Innanzitutto sono contentissimo dell'estate che ho avuto con la nazionale Under 21, 22, quello che era, per l'Europeo vinto. Sono consapevole di essere quest'anno in una squadra dove c'è molta più competitività, a livello sia fisicamente che tecnicamente, quindi non mi sta pesando in questo caso. Sono consapevole che devo migliorare per dare supporto alla squadra in qualsiasi momento nel quale il mister mi dia la possibilità di giocare. Ciao, buona giornata, e ti chiedo quindi il tuo percorso di miglioramento, in che cosa senti di essere cresciuto, invece che cosa necessiti di dover migliorare per essere più decisivo. Allora, sicuramente quest'estate e questo percorso che stiamo facendo qui a Verona mi sta portando un miglioramento, secondo me, molto importante, diverso dagli altri anni, sulla ricezione e sul come spostarsi in campo, perché sappiamo tutti che nella pallavolo ogni minimo spostamento può fare la differenza. Un punto può essere una palla fuori di 1 centimetro come di 1 metro, quindi questo mi sento di essere migliorato e sicuramente bisogna migliorare ancora in ricezione, ancora in attacco. Noi, avendo in allenamento una squadra così fisica, posso garantire che in attacco non è facile passare e quindi bisogna trovare soluzioni, e questa secondo me è una strada anche che può motivarti per trovare queste soluzioni e poi esprimerle in campo in un futuro, insomma. Coach conferma la sua analisi? No. Vuoi prendere il microfono un attimo, coach, così? È giusto. Ci sta. No, quello che penso io invece è che lui è migliorato in tutto, ma drasticamente rispetto a 2 anni fa, quando abbiamo iniziato questo percorso. È migliorato tantissimo in ricezione, è migliorato tanto in battuta, è migliorato tanto a muro, che era un suo fondamentale all'inizio molto più debole. Adesso le cose le sta facendo in un livello completamente diverso. È migliorato anche, diciamo, come ha detto lui, negli spostamenti senza palla nel campo, che per me questo è fondamentale, a vedere un giocatore che si ricorda dove è la sua posizione in campo a seconda delle diverse situazioni. Il spostamento senza palla è una cosa molto importante nello sport e lui adesso è molto bravo anche in questo. Cosa dobbiamo ancora lavorare? Di mettere insieme tutte queste cose che gli aiutano ad avere una prestazione molto alta, e lui l'ha dimostrato anche nella partita contro Taranto, perché la partita contro Taranto che ha giocato è entrato e ha fatto 42% di efficienza in attacco, buona ricezione, difese, toccate a muro, battuta normale, no? Nella norma, tutto. Quindi lì è riuscito subito a mettere in partita tutti i fondamentali. Questa è la cosa più difficile per un giocatore giovane, perché i giocatori giovani, anche se ti alleni, quando fai esercizi li fai nella maniera giusta, poi però in campo devi essere bravo di mettere un insieme delle cose: spostamento senza palla, la posizione di ricezione e la postura, la rincorsa per l'attacco, riprendere il posto per il contrattacco, per il muro, e su questo stiamo lavorando. Lui è migliorato tanto e la mia visione
ma ne abbiamo parlato proprio 2 giorni fa per caso, è che adesso, nonostante che noi, è ovvio che abbiamo i giocatori di banda che saltano tantissimo e sono forti fisicamente, sono dei talenti, ma lo è anche lui. Pur essendo un giocatore completo, la sua strada non è di andare a saltare più degli altri, perché non serve, lui salta più che sufficiente. Abbiamo parlato, le abbiamo discusso insieme, gli ho dato anche un esempio di Semenuk, per dire. Maga nei prossimi 2 anni dovrebbe concentrarsi e prendere la strada del tipo di gioco che sviluppa Semenuk, che non a caso è il miglior giocatore in Europa quest'anno. E quindi così lo vediamo come società per il futuro, questo è il suo ruolo, e qua magari c'è da dire che lui sta lavorando molto bene, si impegna sempre, questo è fondamentale, questo gli permetterà nei prossimi mesi e di sicuro nei prossimi anni di diventare un giocatore molto importante, non solo a livello della nostra squadra ma anche per l'Italia. Coach, scusa, ne approfitto per presentarti una domanda complessa che ci è arrivata, che riguarda l'organizzazione del calendario, no? Allora, la richiesta è di un tuo commento, di un nostro commento circa il fatto che si giochi questo lunedì alle 19:30, poi si va a Modena, quindi una partita importante con in realtà meno giorni di preparazione rispetto agli altri alle altre squadre che giocano nel weekend, anzi la partita in realtà era fissata per mercoledì e non per questo lunedì. Poi c'è il 4 dicembre, sono usciti i calendari e la Coppa Italia si giocherà 28-29, quindi dopo il 26 che è la gara contro Trento, cioè ci chiedono un tuo commento rispetto a questo, intanto agli orari in cui giochiamo noi, e probabilmente ne avevamo già parlato la scorsa volta, un po' penalizzanti rispetto alle 18 per esempio della domenica o del sabato, e incontri molto ravvicinati che potrebbero magari incidere sulla prestazione e sui risultati. Parto dall'ultima domanda, l'orario. L'orario di sicuro ci penalizza per il pubblico e per l'organizzazione dell'evento sportivo, questo sì. Certo che è molto più comodo per la gente venire in un orario migliore. Quello che riguarda il calendario, sì, è un calendario pesante, ma noi non possiamo usare questo come alibi, perché ci sono tante squadre che giocano per la Champions League o altre coppe, devono viaggiare anche per campionato mondiale, quindi il loro calendario è molto più pesante e queste sono le squadre più forti. Io mi auguro che a breve, nei prossimi anni, anche la nostra squadra avrebbe un calendario così. Quindi noi dobbiamo anzi essere consapevoli che, perché non è semplice per una squadra non solo che gioca 2 partite alla settimana, ma che viaggia in Belgio piuttosto che in Turchia, piuttosto che in Cechia, ovunque in Europa, prima anche con i viaggi che si facevano in Russia, che erano molto più lunghi e molto più distanti, a tornare subito a riprendere dal punto di vista fisico, mentale e anche tecnico a giocare al campionato italiano. Quindi nonostante tutto noi dobbiamo prepararci fisicamente ma anche mentalmente, che il campionato necessita di sforzi mentali e la concentrazione tale di poter giocare anche a 3 giorni di distanza. Allora, grazie a tutti per la partecipazione. Ricordo che come l'altra volta anche per lunedì è previsto un intrattenimento pre-partita e non post-partita ovviamente. È l'evento Aperi Volley che ha riscosso, devo dire, un ottimo successo domenica scorsa, quindi la possibilità di arrivare prima al palazzetto, c'è uno street food, c'è karaoke, insomma ci sono diverse animazioni, ci sarà un match sponsor che è Cantine del Garda, con Cantine del Garda farà durante la gara un'estrazione
per lasciare un ricordo a 5 fortunati che parteciperanno insomma alla gara del palazzetto. C'è altro da ricordare? Che oggi alle 18:30 la nostra squadra è impegnata in un incontro con, ricordami? Associazione di Sitting Volley. Ok, che si terrà presso l'ISEF. Credo che sia una pregevole e lodevole iniziativa, un incontro bello che noi ovviamente seguiremo sui social, di cui poi vi manderemo fotografie ufficiali, per cui se avete la possibilità di riprenderlo ci fa piacere. Grazie a tutti, buona giornata, buon weekend.